Conferenza stampa in questura ad Agrigento del dirigente della sezione Pasi, Angelo Bellomo, il quale con i giornalisti ha fatto il punto dell'attività di controllo in materia di polizia amministrativa in provincia di Agrigento, nell'ambito delle disposizioni impartite dal questore della città dei Templi, Rosa Maria Iraci, per il rispetto delle regole. Diversi i provvedimenti adottati dagli agenti, in particolare nel settore del gioco e delle scommesse e dei pubblici esercizi. I controlli nel settore delle scommesse sono stati effettuati in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Agrigento. Nel corso della conferenza stampa si è fatto riferimento alla movida agrigentina, con gli ultimi episodi di violenza che hanno visto coinvolti ancora una volta giovani. Agrigento è il comune peggiore o in provincia avete riscontrato casi ancora peggiori? Guardi, io non mi presto a una classifica, mi spiace, non mi presto a una classifica di questo genere, non c'è cattivo, peggiore, non abbiamo fatto nessuna classifica. Ripeto, purtroppo forse non riguarda neanche solo questa provincia, il concetto è questo, il concetto è che è chiaro che la nostra attività riguarda la provincia. Riguarda la provincia anche laddove, ed è anche accaduto, su proposta anche dell'Arma dei Carabinieri, molto solerte e molto attiva anche in questo settore, ci consente anche di assumere provvedimenti di tipo amministrativo, sanzionatorio, eccetera. È accaduto e continua ad accadere. Riguarda anche la provincia laddove sono presenti i nostri commissariati, chiaro, e riguarda soprattutto anche il capoluogo. Ma ripeto, non si può fare un tipo di classifica di questo genere. Non parliamo di classifica, parliamo di casi gravi come quelli di Via Atenea o Via Pirandello. Dico, ne avete riscontrati anche in provincia? Guardi, gravi, nel senso questo è di recentissimo no, però è chiaro che episodi al limite, episodi illegali anche in provincia accadono, su questo non c'è alcun dubbio, purtroppo. Complimenti alla Polizia di Stato per la presenza a tutela dei cittadini, ovviamente. E io la ringrazio a nome della Polizia di Stato, a nome del questore della provincia di Agrigento, la dottoressa Iraci.